Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Nella seconda parte ci occuperemo dell'associazione ABC per i bambini chirurgici del Burlo. Sapete che ogni tanto tornano a trovarci per raccontare un po' quello che fanno e anche per spiegare le tante idee che vengono loro in mente. Nella prima parte invece torniamo a parlare di ginnastica triestina, lo facciamo assieme a Paola Ramella che è la vicepresidente. Buongiorno. E questa volta anche assieme ad Elisa Ugo che insegna ginnastica, che insegna danza moderna. Danza esatto. moderna e che è la coreografa di uno spettacolo che andrà in scena la prossima settimana, esattamente fra 7 giorni, sì, il 2 giugno al Politeama Rossetti alle ore 18 e lo spettacolo si intitola I sogni son desideri, il riferimento disneyano è abbastanza evidente. Prima di parlare dello spettacolo inquadriamo un attimo con la vicepresidente anche diciamo così il rapporto che c'è tra la ginnastica triestina e Rossetti. Molto spesso voi siete ospiti del Sì, del dunque siamo in questa data del 2 giugno significativamente presenti con il saggio finale di tutti i corsi della signora Ugo. La vicepresidente si riferisce significativamente al fatto che il 3 giugno è il mio compleanno. No, si festeggia un giorno significativamente prima. perché il 2 giugno fu anche la data in cui nel 1915 la Società Ginnastica Triestina realizzò proprio nelle sale del Rossetti uno spettacolo aperto alla cittadinanza per ringraziarla del contributo portato alla ricostruzione della sede dopo gli incendi di cui era stata vittima. E quindi questa data verrà anche inquadrata in questo senso con una piccola presentazione da parte del curatore del Museo della Società Ginnastica Triestina, il professor Zeno Saracino. Che tra l'altro domani sarà nostro ospite nella seconda parte di Sveglia Trieste. Quindi. Lo spettacolo che è alla sua seconda edizione ha già venduto un numero straordinario di biglietti, lo consigliamo anche come spettacolo al di là del fatto che qualcuno abbia parenti o amici presenti sul palco ed è presentato dal simpaticissimo Francesco Cardella. Ok, questo per quanto riguarda i rapporti però molto spesso anche la ginnastica e il Rossetti si sono incontrati nel corso degli anni, se non ricordo avuto male. Fra l'altro questi incroci di disponibilità fra la nostra sala e la sala Rovis, grazie anche al programma sottoscritto con le marionette dei piccoli di Podrecca, di cui fra l'altro avevamo parlato proprio mi sembra che nella vostra insieme. trasmissione. Sì. Allora, parliamo intanto dello spettacolo. Abbiamo detto subito, no? Già dal titolo si capisce il riferimento disneyano, è piuttosto diciamo, simpaticamente pesante. Sì. Allora, è un musical che apre le porte con una similitudine, ovvero faccio un paragone tra la vita e una partita a scacchi, dove il mondo è la scacchiera e le regole del gioco sono quelle che chiamiamo le leggi della natura. E dopo spiego che non sono le buone posizioni a vincere la partita, ma sono le buone mosse a farlo e chiedo al pubblico, mi riferisco appunto al pubblico, e chiedo se alfiere, torre, cavallo, re o regina, in che pedina si personificano. E dopo da là incomincia il primo singolo, l'assolo, di una ballerina agonista che mi fa anche gare, e fa appunto, apre le porte a questo musical, cioè I sogni sono desideri. Perché i sogni sono desideri? Perché appunto apriamo il libro delle favole, il C'era una volta, dove circa 110 ballerine, se non più, incominciano a raccontare la loro storia della vita. E quindi incominciamo con una bambina che non riesce a dormire, la mamma le incomincia a raccontare una favola, la favola di Cenerentola,
si addormenta e incomincia a entrare nel mondo incantato di Cenerentola, quindi balla con i topi, con la fata turchina, con la stessa Cenerentola e purtroppo anche con i personaggi malefici, malefici tra virgolette, quindi ci sarà anche la matrigna con le sorellastre, per poi svegliarsi, entrare nella realtà, cresce. E nella fase un po' più grande si riaddormenta, la mamma gli regala un libro e sfoglia il libro di Maleficent con la Bella Addormentata, quindi si addormenta ed entriamo nel mondo di Maleficent con la Bella Addormentata, le tre fantine. Qui siamo sul cartone animato o sul misto, film? Un misto, perché stiamo crescendo. Posso dire, lo dico, questa è solo, mi prendo la responsabilità, secondo me laddove il cartone animato La Bella Addormentata nel Bosco è uno dei più bei cartoni animati Disney mai realizzati, Maleficent secondo me è un film pessimo. Ma questo non c'è problema. Tanto io non è che io le musiche. Erano anni che volevo dirlo e ho approfittato per dirlo. E quindi insomma la bambina un po' più grande, Junior, sperimenta la sua energia e tutto quanto in questo mondo fantastico per poi risvegliarsi e andare nell'età adolescenziale, delle teenager, nell'età adulta dove riscopre un po' scopre la sensualità e si addormenta e sogna di ballare al Moulin Rouge e quindi entriamo. Quindi siamo in territorio Disney. No, qua dopo entriamo nella parte adulta della bambina che è diventata adulta, della protagonista, e appunto che entriamo appunto in questa atmosfera bohemienne di Parigi. Quindi possiamo racchiudere il musical con parole tipo amore, libertà, fanciullezza, dove si mescolano con l'atmosfera bohemiana di Parigi. Quindi sono questi tre momenti. Che rappresentano, sì. Allora, il saggio, no? Sì. Ormai è riduttivo dire saggio, perché saggio era quello che si faceva quando andavo a scuola io, che erano delle cose anche un po' imbarazzanti, per dire la verità. Adesso sono veri e propri spettacoli. Sì. Ecco, concepiti già all'inizio, cioè si parte. Come funziona? Allora, funziona che avendo più di 100 persone e naturalmente dai 3 anni fino agli over 60, perché per me è giusto coinvolgere tutte le età, perché certo, tutte le età sono unite da un'unica passione per me, che è la danza in questo caso, e per me è bello rappresentare una storia, un musical, uno spettacolo vero e proprio e non il solito saggio dove brani che si susseguono, dove che entrano dei vari gruppi, dopo escono, invece è tutto intrecciato, è appunto uno spettacolo che dura circa 2 orette con l'intervallo e dove vedi proprio l'unione del gruppo con tutti i cambi d'abito, con i cambi di musiche più per bambini, più per adolescenti, più per adulti, cioè rappresentiamo un po' vari stili e anche ovviamente le bambine piccole vogliono essere vestite da principesse, le bambine più grandi in maniera più sexy e con le musiche appunto anche tu prendi tutte le fasce d'età e anche coinvolgi il pubblico. Sì, certo, perché poi dopo, adesso al di là di quello che abbiamo detto prima, è anche vero che soprattutto le musiche dei film di Disney hanno questa capacità coinvolgente. È inutile nascondersi dietro un dito, insomma, uno anche a quasi 60 e insomma aprono, prustianamente ti fanno tornare indietro, ecco, insomma. C'è una piccola curiosità, Prego. Perché ho visto che avete messo il manifesto che ha disegnato lei. Sì, abbiamo avuto, io non ballo, però disegno e quindi ho avuto la possibilità, grazie alla descrizione della maestra Elisa Ugo, di raccogliere tutte queste suggestioni, diciamo, dello spettacolo, tutti gli argomenti. E devo dire che appunto l'atmosfera era mutevole, perché si passava appunto, qui non si vede la parte bassa del manifesto dove c'è una bambina effettivamente che sta sognando,
E dopodiché, diciamo, bisognava riuscire a collegare tutta l'evoluzione dello spettacolo nei vari argomenti in un'unica immagine che desse anche l'idea del movimento, del fatto che... nella parte sotto rispetto a, diciamo, sì, non è inquadrato tutto. Si intravede la carrozza di Cenerentola, qua si vedono, sbaglio, no? sì, poi ovviamente bisognava evocare, diciamo, i personaggi senza, come dire, riprodurli in maniera... non voleva, se no poi dopo viene a interrogarci al coronel. No, ma la Disney su questo è tremenda. Sì, no. Ecco, però volevo dire, appunto, questo è un discorso che riguarda entrambe, insomma. Magari lei dal punto di vista professionale è più coinvolta, lei come me da osservatore esterno, eccetera, no? Ed è proprio questo, cioè il fatto che esistono delle musiche, esistono dei brani musicali, esistono dei riferimenti alla nostra infanzia che misteriosamente, ma forse neanche tanto, funzionano sempre. Sì, rimangono nel cuore e quindi tocchi appunto delle corde emotive che ti fanno rivivere quelle sensazioni che provavi tanto tempo fa, e quindi è sempre bello, e per me è molto bello anche ai bambini di adesso. Questa è una cosa che mi piace, perché adesso ci sono tanti altri cartoni, però è bello perché molti bambini non conoscono tante favole, perché quando perché quando racconto, ma avete visto quello, che favole vi piace? No, non l'ho visto, andate a vedere, guardate, fate, perché per me i cartoni di una volta forse sono vecchia. No, almeno per quanto mi riguarda, lei dice delle cose che io sottoscriverei. Preferisco i cartoni di una volta, io sinceramente. Lei invece anche. Ma io proprio ci ragionavo qualche giorno fa con mio marito e mi dispiaceva dover constatare che qualcosa in questi cartoni animati così semplice, che era la poesia che raccontavano, è completamente scomparsa dalla ricerca della storia moderna, che sia un cartone animato, che sia un film. Cioè il momento... E anche un po' sta scomparendo dalla vita nostra di tutti i giorni nella realtà, cioè la poesia. Sì. Quel momento in cui si raccoglie la gentilezza, la grazia, che poi la danza è una forma. Io come artista, diciamo, cerco la bellezza, ovviamente quando lavoro, e l'ho sempre percepita in maniera statica, ma la bellezza ha un diverso nome quando è in movimento e si chiama grazia. E la grazia che si ritrova nella danza sia la grazia che la bellezza in sé accedono al mondo cosiddetto della poesia. Ecco, quello che è scomparso effettivamente nel modo di raccontare le cose moderno è la poesia. Tra l'altro poi mi viene in mente adesso, da un punto di vista del tratto, del disegno, eccetera, ci sono stati dei momenti in cui la Disney poteva anche proporre delle stilizzazioni abbastanza evidenti. Sto pensando, mi vengono in mente certe scenografie, soprattutto di La carica dei 101, che sono il massimo della stilizzazione, insomma, no? Ci sono dei fondi che non hanno niente di reale. La Bella addormentata nel bosco poi addirittura, voglio dire, ricorda Paolo Uccello, quelle cose, e venivano recepiti dai bambini allora con una facilità estrema. Adesso se sgarri dal mainstream, che poi fa sì che tutti i film siano uguali, sì, forse noi lavoravamo di più con la fantasia, non lo so, insomma. No, ma ha detto una cosa importantissima: se io le racconto tutto, lei come fa a sognare? Io devo fornire delle informazioni che hanno delle maglie abbastanza larghe da permettere a chi ascolta di sognare. Se l'immagine è digitale è talmente nitida, precisa, chiusa in se stessa, che racconta tutto. È talmente perfetta poi che... come in quel famoso modo di dire, le persone che sanno tutto è tutto quello che sanno, ecco. Quindi, sapevo questa. Sì. Non è male.
E così anche nell'immagine, se io racconto tutto o addirittura troppo, non permetto nessuna interazione con la fantasia di chi guarda. Quanti sono i suoi alunni alla ginnastica triestina? Tutte quelle che fanno lo spettacolo. Non sono maschi, no? Allora, ho avuto maschi, ma no, questi ultimi anni no, solo femminucce. 110. 110? 110, sì, 115, insomma, più o meno, sì. A proposito di vuole venire in mezzo a 110 femminucce? Per l'amore di Dio, non mi... E l'età dunque sono le più varie, cioè le più varie nel senso... Ovviamente sì, ovviamente faccio dalle baby alle junior, alle teenager e al gruppo adulto e avanzato, perché è giusto che anche a qualsiasi età ci si muova e si faccia attività fisica a ritmo di musica e libera la mente. E anche queste più avanzate sono... Sì, ma non sa, si perde in retroscena lei, deve venire una volta. Forse potrei venire solo per scorgere il retroscena, che deve essere qualcosa di... Come si fa a... Allora, al di là di quanto abbiamo detto fino adesso, no? Però la preparazione di un saggio deve appunto deve coinvolgere in uno spettacolo unitario anche, come dire, più gradi di... Più livelli di... Sì. Sì, è più corretto questo, più livelli, eccetera. Come si appunto prepara tutto ciò, facendo anche in modo, per esempio, che quelle più piccoline si sentano ugualmente importanti come le altre? Cioè, come si agisce in questo senso? Perché allora io do a tutti i gruppi le stesse tempistiche, nel senso a me piace che tutte escano alla stessa maniera, tutte devono essere in prima fila, ruotate, perché è uno spettacolo ma è anche un saggio. C'è una certa democrazia. Sì, più o meno, dai, diciamo. Faccio una finta democrazia, mi dicono a me. Però io singolarmente ho i vari gruppi e quindi nei vari gruppi imparo le varie coreografie, insegno le varie coreografie e dopo, che le vedo appunto a gruppi singolarmente, dopo ovviamente che le agoniste mi fanno i personaggi principali, e quindi chi mi segue da più anni, chi mi fa le gare, allora mi fanno i personaggi principali e dopo la difficoltà è mettere 110 persone insieme e fare le prove e di avere una sala molto grande e infatti dopo che monti tutto separatamente le devi unire e quindi noi i sabati ci troviamo, abbiamo fatto 3-4 sabati dove unisci tutti i gruppi, anche perché questo è il bello, cioè il difficile e il bello. Sì, anche perché cioè, io nella mia testa devo vedere tutto l'insieme e loro però lo devo montare singolarmente e poi alla fine riescono a capire come viene il tutto, cioè l'ultimo mese quando appunto... Ecco, quando si fa più, diciamo, se posso usare questo termine, quando si fa più calda la situazione? Verso la fine. Sì, dove tutte sono agitate, chissà se mi ricordo, chissà se non mi ricordo come va il vestito e la conciatura, il trucco, anche perché ci sono i cambi d'abito, cioè io do le tempistiche per cambiarsi d'abiti, avete tot tempo per farlo, dobbiamo fare le prove. Ma dietro non c'è nessuno che dà una mano? Sì, no, io grazie a Dio sì, alle bambine piccole sì, ho degli aiuti perché sennò diventa impossibile. Le grandi no, sono grandi, però guarda, è un bel gruppo perché cioè, io tendo molto a far gruppo e quindi le grandi aiutano le piccoline, sì, è una cosa che ci penso sia tanto. Fondamentale come... Sì. Allora, ginnastica triestina sempre più, come posso dire, anche nel caso della ginnastica, benché voi rimaniate sempre in via ginnastica, eccetera, però di nuovo c'è questa, come posso dire, state tornando ad essere parte del tessuto diciamo ricreativo, perché non me ne viene in mente un termine diverso, della città. Il presidente Massimo Varrecchia ha creato tantissimi eventi anche sotto la pandemia, proprio con la collaborazione della maestra Elisa Ugo, è da ricordare il periodo di danza all'aperto negli scenari più belli della città, davanti al Teatro Romano,
sotto l'arco di Riccardo in Piazza Unità, e nel tentativo appunto di far vedere l'attività sportiva e l'attività in questo caso di danza nei luoghi aperti in quel periodo in cui gli atleti non potevano allenarsi nelle palestre, non si poteva entrare in gruppi nei luoghi chiusi, quindi questa idea di coinvolgere la città è sempre presente, e ovviamente i luoghi dove la città vive la sua vera vita. Trieste, lo sappiamo, ha un quantitativo di teatri e di spettacoli, una programmazione di spettacoli. A proposito, che l'altra volta mi aveva chiesto, cominciamo con gli spettacoli a Rossetti, adesso mi trasformo in veste di membro del consiglio direttivo dell'amministrazione del Rossetti. Sì, è vero. Cominciamo gli spettacoli a Miramare, ci sarà fra pochi giorni la conferenza stampa. Ecco, però lei non anticipa niente. Non si può, ci sono i grandi classici della stagione precedente più delle novità. Ecco, io so qualcosa, aggiungo solo, diciamo che il colore dell'abito di Paola Lamella può farci capire qualche cosa di come sarà declinato Shakespeare in the Park. Benissimo, non diciamo altro. Non dico altro perché... E quindi diciamo che questa vocazione della Società Ginnastica Triestina di appropriarsi del territorio passa anche attraverso le sale teatrali della nostra città, che tanto apprezza questo tipo di arte. È difficile, cioè voi provate immagino in palestra Sì. Tutte insieme invece in un campo da basket, sempre dentro la ginnastica triestina, perché se no non ci stiamo. Ok, e poi dopo dovete però provare anche sul palcoscenico del Rossetti, desumo, perché... Sì, il 2 giugno e basta, la mattina. Perché sembra di no, faccio le misure del palco, perché giusto, sì. Sì, e quindi noi la mattina con tutte le persone le faccio venire con tecnici luci, tecnici audio, mando tutta la scaletta prima ovviamente, certo. Sì. Con tutte le richieste, i bravissimi tecnici luci e audio del Rossetti. Sono bravissimi, loro sono... conoscendoli un po', sì, avendoci eccezionali. Sono eccezionali, anche molto... soddisfano sempre le mie esigenze. Sì. Ma per esempio qual è, diciamo, allora la maggiore, non voglio dire difficoltà perché lei è anche fatta per smussare le difficoltà, però qual è la problematica in genere più importante da affrontare quando si passa dal luogo dove si prova al luogo dove ci si esibisce? Cioè, cos'è il palcoscenico, come si dice? La pendenza, forse. Allora, in verità ci sono tante problematiche. Allora, io cerco le problematiche possibili, cerco appunto di risolverle prima di andare in teatro, quindi con tutte le prove generali che facciamo nella palestra di basket io metto più o meno le misure del palco, sì. Più o meno le quinte, quindi giusto da che quinta entrare, perché 100 persone non è così semplice la cosa. E un altro tappeto, c'è il tappeto danza, ma il pavimento, c'è la pendenza del Rossetti, minima però c'è la pendenza del Rossetti. Che fastidio, insomma sì, che problemi può dare una pendenza anche se minima? Tutti i giri, il baricentro si sposta. Già, giusto, perché sì. No, vabbè, sì, no, è normale, è una domanda lecita. No, perché io quando ho fatto il Rocky Horror Show non mi ero accorto di queste cose. Non è una pendenza enorme, però si sente. Però, dipende che tecnica sai e che tipi di giri fai, però nel senso, ovvio, le bambine non la sentono. Sì, certo. Cioè, ok, quelle che fanno invece evoluzioni un po' più complesse si sente, però insomma si va la mattina, si prova e comunque le abituo, anche quelle che fanno le gare, le abituo ad adattarsi a tutto, come la vita, bisogna... E poi le gare a quali gare si riferisce? Ai campionati regionali li abbiamo fatti a novembre, dove sono 4 primi posti e un quinto posto, e adesso abbiamo gli interregionali il 4 giugno, quindi subito dopo il saggio, le faccio riposare un giorno e poi si va. e poi abbiamo i campionati italiani a Rimini che si svolgono a luglio,
verso metà luglio, e quindi sono e danza moderna, danze accademiche che sono divise in show dance, jazz dance e modern contemporary. Che differenza c'è fra, vediamo se riesco a formulare la domanda, studiare danza alla ginnastica triestina è la stessa cosa che studiarla in una scuola di danza? O chissà perché ho l'idea che la danza della ginnastica triestina sia più atletica, non so perché, probabilmente è una mia stortura mentale, insomma. Ma forse perché si chiama Società Ginnastica Triestina e quindi c'è la ginnastica dentro, ma no, io non credo che il luogo faccia la differenza, nel senso è l'insegnante che fa la differenza, e quindi noi, grazie a Dio, la ginnastica ha delle sale enormi, grandi, belle, è attrezzata, e quindi rispetto, non me ne vogliano altre persone, capisco. rispetto a delle scuole con delle salette un po' più piccole o non attrezzate giuste, diventa anche più difficile. No, veramente, ripeto, è una mia stortura, ma adesso ho più o meno capito, insomma. E una cosa, mi dicevano, adesso non so se questo è vero, andate con le musiche registrate ovviamente perché non c'è... Sì. Ecco, mi hanno detto che, ma una cosa che riguarda più la danza classica forse che non la danza moderna, eccetera, che il fatto che ci sia raramente un'orchestra negli spettacoli di danza, quando si parla appunto di spettacoli di danza nei teatri, dice perché si studia il pezzo con quella base musicale, so che è brutto ma dirlo, sì. E quindi dice il danzatore si abitua anche a quelle scansioni musicali particolari che non sarebbero garantite ogni sera sempre le stesse da un'orchestra che suona dal vivo. Sì e no, sì e no, nel senso è giusto e anche sbagliato, nel senso i professionisti dopo, se sono bravi, fanno tutto. Ovvio che per a parte che è una questione anche di vile argent, nel senso che far girare esatto. Questa è una, ma facciamo la tara a questo. Ovviamente per delle ragazzine che comunque si conta la musica a 8 tempi, gli spiego come contare, è un po' più semplice quando senti la musica registrata e ti spiego la sequenza in base agli 8 musicali. Che l'orchestra è stupenda, per me è bellissimo guardare l'orchestra del vivo, è una cosa stupenda, però devi essere un po' più consapevole anche del tuo corpo, perché dopo l'orchestra sì c'è la tempistica, ma devi seguire la tempistica. C'è quel ma minimo. Che però può fare una piccola differenza. Io mi ricordo in tal senso una volta al saggio finale di danza al saggio finale del liceo Dante, dove si faceva il saggio di tutto, c'era il saggio di danza, il saggio di recitazione, il saggio di musica, eccetera, c'era anche il saggio di ginnastica jazz, si chiamava, e la professoressa era la professoressa Bratus, che voglio ricordare perché non c'è più, insomma era molto simpatica, io non l'avevo, però insomma, e mi ricordo che appunto insegnava i passi, adesso io vado un po' con la maniera, insegnava i passi facendo contare, no? Mi ricordo che in uno di questi brani del saggio finale c'era una nostra compagna di scuola, molto bella, devo dire la verità, molto anche di quelle bellezze molto raffinate, che però in quella circostanza si vede vedevi chiaramente che questa ragazza bellissima contava i passi, dandosi anche mentre si muoveva. Io mi ricordo quell'immagine, non posso dire di chi si tratta per ovvie ragioni, però insomma si chiamava Elena, questo sì, ho dato un po' l'ho detta così. Allora, chiedo alla regia che siccome ho perso il controllo, non funziona l'orologio di studio, quindi ho perso un po' il controllo del tempo e anche il mio orologio è un po' ballerino, penso che siamo corretti con i tempi, se non datemi qualche... Funziona anche il mio orologio. Siamo a posto allora, va bene, in qualche modo poi ci rifaremo con il segmento precedente. Allora io vi ricordo, si può ancora, anche chi non è
allo spettacolo Certo, si può accedere? Come funziona? I biglietti vengono acquistati presso la biglietteria del teatro è sempre stato l'altra edizione è stato un enorme successo di pubblico e quest'anno... ecco, adesso siamo riusciti a far vedere anche la locandina per intero. Benissimo, e quest'anno sembra ripetersi il grande successo, quindi affrettatevi perché fra poco saranno tutti esauriti. L'invito è proprio quello, venite a vedere tutti, perché è uno spettacolo non solo per gli addetti ai lavori. Ecco. Ricordatevi allora 2 giugno alle ore 18 al Politeama Rossetti, I sogni son desideri, grazie a Elisa Ugo della Società Ginnastica Triestina, coreografa e insegnante, e grazie alla vicepresidente della Ginnastica Triestina Paola Ramella per essere state con noi. Buon lavoro. Grazie a voi. Grazie mille. Pubblicità, poi cambiamo argomento. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, come annunciato parliamo dell'associazione ABC per i bambini chirurgici del Burlo. Lo facciamo intanto con Caterina Fabbro, che è la responsabile dell'ufficio raccolta fondi e sviluppo. Grazie per essere collegata con noi. Buonasera a tutti e grazie del vostro invito. Poi dovrebbe raggiungerci telefonicamente, sempre via Skype, Giusy Batain, che è la direttrice di ABC. Allora, io direi che intanto possiamo incominciare. Noi ce ne siamo occupati nel telegiornale di questa mattina. C'è stata ieri in realtà la presentazione della campagna Lasciti Solidali 2023. Di che cosa si tratta, Caterina Fabbro? Allora, la campagna dedicata al lascito solidale è una campagna importantissima che tratta un tema sicuramente molto delicato, qual è quello del fare la scelta appunto di ricordare un'organizzazione non profit, ABC in questo caso, all'interno del proprio testamento. È sicuramente un tema, appunto come dicevo, delicato, e per questo la scelta di ABC è quella di realizzare una campagna di comunicazione e sensibilizzazione che aiuti prima di tutto le persone a comprendere bene di che cosa si tratta, quali sono le possibilità che ciascuno di noi ha in questi termini, e poi anche raccontare che cosa significa, che cosa diventa un lascito solidale per la nostra organizzazione, in particolare quindi per i bambini chirurgici del Burlo, quindi i bambini ricoverati nella chirurgia dell'ospedale materno-infantile Burlo Garofalo e che appunto sono in condizioni e vivono condizioni di ospedalizzazione lunghe e prolungate insieme alle loro famiglie. Tra l'altro diciamo anche questo, no? Quando si parla di questo tipo di problematiche, con tutta probabilità, soprattutto nel nostro paese, c'è come dire, una sorta di tabù nel parlare di appunto alcuni argomenti. Io molto spesso mi viene di citare l'esempio della regina madre d'Inghilterra, che quando all'inizio degli anni '80 si fecero le prove per il suo funerale, addirittura si mise lei nella bara per vedere, insomma, per provare tutto fino in fondo. Quindi, voglio dire, nel nostro paese ancora c'è una certa resistenza ad affrontare determinati problemi, a fronte poi anche, facciamo sempre un esempio abbastanza sicuramente più recente e anche abbastanza significativo, per esempio Raffaella Carrà ha gestito anche la sua purtroppo imminente uscita di scena in maniera, come dire, verrebbe quasi da dire con una certa freddezza organizzativa, che poi dici accidenti, ci vuole del coraggio anche per quel tipo di, come posso dire, per quel tipo di decisioni, insomma. Ripeto, nel nostro paese
è ancora un po' difficile probabilmente. È ancora un po' difficile, sicuramente siamo lontani dallo humor, forse dall'ironia anche degli anglosassoni, Sì, come questo l'esempio che sicuramente. che ha citato lei, e sicuramente quello che chiamiamo freddezza, oppure anche prevalenza della logica, può essere in effetti visto anche come un atto, dall'altra parte, di responsabilità e di consapevolezza, perché ed è per questo che è importante parlare di questo tema, non deve essere più un tabù. Giustamente è vero, nel nostro paese ancora facciamo scongiuri, no? Nel momento in cui solo ci avviciniamo a questa tematica, però in realtà una cosa che dobbiamo tenere tutti in considerazione è che, a prescindere poi dalle scelte solidali che si fanno nell'atto di fare un testamento, fare testamento è sicuramente in realtà un atto vitale, è qualcosa che parla di noi e fa in modo che quello che noi abbiamo realizzato nella nostra vita, attraverso le nostre scelte, il nostro lavoro, le nostre fatiche, possa in qualche modo anche continuare quando non ci saremo più. E per questo, in questo senso, fare una scelta, includere nel proprio testamento, nelle proprie scelte, l'idea di supportare e di dare forza attraverso i nostri beni ad un'organizzazione che sostiene le persone, e nel nostro caso appunto i bambini che sono in percorsi clinici complessi, questo può sicuramente in qualche modo portare, no, i nostri valori nel futuro e far continuare a vivere le cose in cui abbiamo creduto durante tutta la nostra vita. Per questo fare testamento è un atto positivo che in qualche modo ci dobbiamo tutti, dobbiamo a noi stessi, dobbiamo anche alla nostra famiglia, ai nostri cari, proprio anche per fare chiarimento, organizzare ciò che poi sarà dopo di noi, e anche però c'è una possibilità di supportare in questo modo il futuro non solo del nostro mondo, della nostra rete di persone, ma anche avere la consapevolezza che si può essere parte, continuare a tenere per mano in qualche modo i bambini che oggi stanno combattendo e stanno vivendo una situazione difficile e che possono essere accompagnati nella loro crescita. Sì, prego. No, dicevo appunto, per questo motivo la nostra scelta è stata proprio quella di immaginare una campagna che parlasse del futuro e del futuro attraverso quello che caratterizza i bambini ricoverati in chirurgia, che sono le loro cicatrici. E le cicatrici per i bambini chirurgici sono un elemento caratterizzante, costante, qualcosa con cui crescono. Le cicatrici sono il segno sicuramente di una battaglia, ma sono anche il segno di quello che poi ha permesso a questi bambini di diventare grandi. Il segno che anche chi decide poi di supportarli, anche attraverso l'atto di un testamento solidale, può lasciare. Questa campagna l'avevate già intrapresa o questo è proprio il primo atto? Allora, avevamo già intrapreso questa idea di comunicare, no? Comunicare nel modo più ampio possibile la possibilità di ricordare ABC nel proprio testamento. L'avevamo fatto 3 anni fa per la prima volta come primo tentativo, e è stata sicuramente un inizio interessante. Abbiamo trovato tanto interesse, tanta sensibilità intorno a questo tema, molto di più di quello che anche in qualche modo forse ci aspettavamo, no? Perché appunto è sempre una tematica su cui si entra in punta di piedi, non si vuole essere invasivi, anzi l'obiettivo, come dicevo, è proprio quello di far sapere alle persone che c'è questa possibilità. Poi abbiamo pensato di migliorare, di provare
attraverso questa campagna di parlare anche in modo forse anche un po' più profondo di qual è l'impatto che veramente fare una scelta di questo tipo lascia. Quindi qual è davvero la differenza che si può fare con questa scelta? La differenza è enorme, ci siamo interrogati, no, internamente, quindi che cosa succede quando una persona fa una scelta così? L'impatto finale, l'impatto e il valore di una scelta di questo tipo significa davvero donare il futuro a bambini che oggi sono piccoli, ma che naturalmente domani diventeranno persone grandi, adulte, porteranno con sé in qualche modo una scelta di coraggio anche fatta oggi sicuramente da chi la compie, ma che in qualche modo continueranno, no, a portarla nella propria vita. Quindi pensiamo che questo sia proprio un messaggio di vitalità da mandare. È anche significativo proprio, come dire, sottolineare, adesso lo dico stando molto attento a come uso le parole, quindi ciò potrebbe anche essere una novità per quanto mi riguarda, però anche sottolineare come appunto la cicatrice effettivamente racconti quella che è la tua vita, insomma, no? in un certo senso, cioè non dico appunto esibirla, ma nemmeno nasconderla, cioè è importante poi anche questo, anche a livello anche di simbolo, anche quando si parla di come si superano determinate cose. È proprio così, e questo è qualcosa che noi impariamo dai bambini che seguiamo, e per loro davvero penso chiunque abbia vissuto un intervento chirurgico e oggi, no, porta su di sé una cicatrice, credo che profondamente tutti noi sappiamo che quello è davvero un segno di una grande prova superata, ed è attraverso le prove che superiamo che noi diventiamo quello che siamo. E i bambini questa cosa la vivono in modo assolutamente diretto. C'è ovviamente chi poi crescendo vuole coprirle di più, c'è chi ha bisogno di più tempo per accettarle, poi ovviamente dipende anche da quanto queste cicatrici sono importanti. E la cosa importante però sicuramente che si può fare, si deve fare insieme alla loro famiglia, ai genitori, al sostegno anche psicologico che noi svolgiamo insieme a loro, è proprio quella di compiere un percorso di consapevolezza. E quindi se loro sono i primi poi a in qualche modo essere anche fieri, passatemi il termine, no, di questi segni, noi stessi, noi tutti che siamo gli adulti che li accompagniamo, dobbiamo essere ancora più forti nel sostenerli e essere consapevoli che ci possono davvero essere azioni che accompagnano questi bambini nella loro crescita. Loro hanno fatto il primo grande passo, che è stato quello di essere coraggiosi, affrontare problemi veramente, veramente importanti, tornare tante volte in sala operatoria, anche tante volte, molte volte in modo ripetuto, perché i percorsi chirurgici, ricordiamo, di questi bambini sono appunto patologie che accompagnano i bambini per tutta la loro vita. E dall'altra parte chi decide di essere al loro fianco, a loro e alle loro famiglie, può davvero compiere dei gesti che simbolicamente in qualche modo li tiene per mano. E sì, sicuramente le cicatrici che possono essere qualcosa che cerchiamo di nascondere o addirittura, no, camuffare, in realtà come tante cose che sono segno di qualcosa di negativo che è successo, possono assumere un valore positivo nel tempo attraverso una presa di consapevolezza di quanto siamo stati forti anche nel superare quel momento. Allora, ABC Burlo, come ormai sappiamo, perché poi tante volte voi venite a trovarci, ci raccontate anche di tutte queste vostre iniziative, anche dotate, diciamo così, di una buona dose anche di fantasia, se vogliamo.
perché per esempio, io ripeto, quella offre un caffè buonissimo, magari ci voleva anche poco per metterla in piedi, però insomma alla fine l'avete messa in piedi, ecco, voglio dire, quindi, ed è una cosa molto bella, ripeto, non fosse altro perché prende il via da una tradizione napoletana. Però ABC Burlo è una realtà che appunto lavora con il burlo, per il burlo, soprattutto sta vicino alle famiglie di chi, ricordiamolo, ha la necessità di trascorrere un periodo di tempo più o meno lungo vicino al proprio bambino che appunto è degente al burlo. Mi chiedo, giusto per precisare un po', voi lavorate anche all'interno del burlo oppure il vostro ruolo è più dedicato alle famiglie? Allora, noi lavoriamo per appunto dare il miglior supporto possibile al bambino. Questo significa incidere nel modo più forte, più profondo in quelli che sono poi i suoi mondi di riferimento, la famiglia da una parte naturalmente e poi l'ospedale e la cura clinica dall'altro, perché se questi due ambiti naturalmente parlano, sono coordinati e sono forti insieme, allora anche il percorso di cura del bambino è più sereno e anche quello che appunto si porta, come diciamo prima, nel proprio futuro è in qualche modo migliore. Quindi sì, assolutamente noi lavoriamo anche all'interno del burlo, collaboriamo con l'ospedale a diversi livelli, da una parte per portare nello specifico all'interno dell'ospedale servizi di sostegno emotivo e psicologico per i bambini e le famiglie che sono presenti. C'è quindi un progetto di sostegno psicologico che parte fin dalla diagnosi prenatale e segue le famiglie e i futuri genitori in tutto il percorso chirurgico che seguirà. Quindi si può immaginare quanto è difficile, no? Affrontare il primo momento, la diagnosi in cui viene diagnosticata, appunto viene previsto poi un percorso chirurgico o problematiche gravi a carico del nascituro. In quel momento, esattamente in quel momento, quando questa diagnosi viene comunicata, all'interno del burlo c'è una psicologa che supporta la famiglia e che in qualche modo prende per mano i genitori e li accompagna in tutto il percorso clinico del bambino che seguirà. E questo è un progetto molto importante che ovviamente ha un grandissimo impatto sulle famiglie, ha un impatto anche sugli operatori, sui medici, perché in qualche modo la psicologa diventa un filo rosso, una congiunzione, no, fra il mondo clinico e il mondo poi della famiglia. Poi la nostra presenza continua nel reparto di chirurgia, ci sono i volontari ABC, le magliette rosse che supportano i bambini e le famiglie in tutta la loro quotidianità, perché ricordo appunto i bambini chirurgici sono bambini che sono allettati, trascorrono lunghissimi periodi della loro infanzia e durante il ricovero sono praticamente sempre fermi o hanno pochissimo possibilità di movimento. Per questo è importantissimo riuscire a immaginare, esserci e alleviare, no, in qualche modo ore molto lunghe di permanenza in reparto attraverso un'attività di gioco e di stimolazione di quella che è la naturale fantasia e voglia di essere bambino dei più piccoli. Inoltre naturalmente sosteniamo l'ospedale con strumentazione specialistica, specialmente in particolare riferita alla chirurgia pediatrica, nell'ottica di avere e supportare l'ospedale perché fin dove ovviamente ci sono le nostre possibilità, perché abbia sempre la migliore strumentazione possibile e meno invasiva possibile per favorire i percorsi clinici dei bambini. E a casa come state? Quante sono? A casa come stiamo? In questo momento sono 5, ci sono 5 case operative e
crescono, infatti l'ultima volta che abbiamo parlato erano già 5, forse l'anno prima eravamo ancora a 4. Questa crescita delle case ABC e la nostra scelta di appunto gestire questo numero che ovviamente inizia ad essere un numero importante è data dal fatto che c'è una richiesta sempre maggiore di accoglienza. Questo avviene perché sicuramente le famiglie oggi risentono di una condizione economica aggravata. I percorsi, come dicevo, sono molto lunghi, le famiglie devono tornare più volte a Trieste, vengono da tutta Italia, il Burlo si sa è un'eccellenza e quindi richiama famiglie da tutta Italia, e nel momento in cui iniziano il loro percorso nelle case ABC, poi ovviamente man mano che i bambini crescono e tornano più volte, e anche la loro presenza nelle nostre case aumenta. 5 case, dicevo, per oltre 200 accoglienze svolte nell'ultimo anno, quindi si tratta sicuramente di numeri grandi, importanti, che sono il segno da una parte di quanto l'ospedale sia un grande punto di riferimento per le problematiche chirurgiche in tutta Italia, e dall'altro anche di quanto grande sia il bisogno di questi genitori. Avete in mente qualche campagna che scatterà a breve dopo questa dei lasciti? Allora, adesso è ancora in corso la campagna dedicata al 5 per 1000, oltre al tema importante appunto dei lasciti solidali. E poi, non anticipo niente, ma scavallata l'estate arriva la Barcolana e ci saranno delle sorprese anche da quel punto di vista, e sicuramente poi ci rivedremo, e insomma io ringrazio sempre Trieste in diretta per lo spazio che ci dà, e per tornare appunto con le campagne di fine anno, e quindi torneremo con la campagna del caffè che citava prima e la campagna natalizia. Quindi sì, stiamo al lavoro soprattutto per la parte finale dell'anno, che è quella più impegnativa. Dove invece, per quanto concerne i lasciti, se qualcuno volesse conoscere qualche cosa di più, c'è il sito eventualmente dove può trovare qualche indicazione? Assolutamente, c'è il nostro sito che lì, allora vedo in sovraimpressione appunto c'è la nostra mail a cui si può scrivere, lasciti@abcburlo.it. Si può chiamare il nostro numero, che è 040 977 8728, per avere delle informazioni. Noi abbiamo elaborato una guida dove sono riportate, oltre ovviamente i progetti e quello che stavo dicendo prima, quindi l'impatto di quello che una scelta di questo tipo può avere sui percorsi dei bambini chirurgici, sono riportate anche le modalità attraverso cui si può fare una scelta di questo tipo, quali sono le modalità attraverso cui si può fare un lascito, e informazioni abbastanza tecniche. Non andiamo troppo nello specifico ovviamente, perché poi ciascuno ha la sua storia e la sua situazione specifica, però iniziamo a dare delle indicazioni, quindi senza alcun impegno ovviamente, e senza, perché è chiaro che questa è una decisione che viene sempre e va giustamente maturata con tempo, e conoscendo anche per bene quella che è poi l'associazione, quindi noi siamo assolutamente disponibili a dare più informazioni anche sui nostri progetti rispetto a questo, però ecco, questa guida può essere già un aiuto per iniziare a pensare in questa direzione, quindi attraverso questi contatti si può ricevere informazioni, in particolare questa guida che abbiamo elaborato. Grazie allora a Cristina Fabbro, responsabile ufficio raccolta fondi e sviluppo di ABC, per essere stata con noi. Cambiamo, buon lavoro. Grazie a voi e grazie del vostro tempo ancora, a presto. Grazie ancora. Noi chiudiamo questa puntata in maniera un po' particolare. Sapete che Trieste in diretta per certi versi è anche una sorta di zona franca, e delle volte ci concede anche
di parlare di argomenti che non farebbero parte di una trasmissione che ha a che fare col locale. Però insomma ieri sapete che ci ha lasciato soprattutto una grande donna, oltre che una grande artista, perché la biografia artistica e non di Tina Turner è una di quelle che sono fatte per restare. Era Tina Turner una donna, un artista che emanava soprattutto energia, e a noi piace ricordarla con 1 minuto e mezzo tratto da un concerto eseguito che si tenne a Wembley, se non mi sbaglio. Abbiamo scelto un brano che un po' la caratterizzava, The Proud Mary, per ricordare giusto così un attimo che è esistita anche Tina Turner. Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste.